quasi tutte e dopo mascherarle col pedale, no, era una soluzione molto meglio. Adesso suona anche la destra per favore però, perché eri concentrato solo sulla sinistra.
intanto non suoni la prima, però adesso la terza c'è, senti. Adesso stai ascoltando molto questa parte interna, stai ascoltando la melodia però non ascolti il basso. Stai suonando così. Cioè, tanto è un pedale, va bene che ci sia, però ascolta anche quello. Altra cosa che riguarda tutto, non solamente questo passo, però cosa può aiutare. Se tu stai così, stai dritto, sei grande, hai due spalle belle, stai sereno, stai fermo, magari all'inizio ti disorienta, però poi aiuta molto. Prova, cioè a caso, studia diritto, perché sei troppo, vuoi fare troppo, basta meno. Adesso era molto meglio, però veramente stai dritto. Fa finta che questa sonata la suoni da 30 anni e non ti fa... bisogna anche un attimo distaccarsi da quello che si fa, perché sennò si è troppo coinvolgimento, magari rischi di assumere delle posizioni che non sono buone. Andiamo per avanti. Solo perché ti ho detto di fare le 4 voci. Questo mi bemolle in sincope. Okay. E poi prende il via e va da qualche parte, non farmi 4 battute ferme. Che vada verso la scala che poi ci sarà. E abbi il coraggio di fare tutte staccate, le fai benissimo adesso, però già terza e quarta battuta comincia a tenere il basso. Dai, dritto. Col pedale, Sì. Solo sul battere qua. Ma come non sei capace? Poi questo lo tieni, fai il pedale. Senti, hai tutto il tempo di farle. Questo alla sinistra un attimo. Non pensare che non arrivi, hai il do, poi hai la, ma è proprio una distanza, trasloco, è la,
coraggio però di separare anche qua, per favore, perché la frase parte da lì, non prima. È anche questo che ti permette agevolmente di passare da qua a qua. Se no c'è troppa. Adesso basta che tu pensi comunque di andare sul sol minore, adesso era forse un po' troppo corta, cresci di più, vai già forte, e poi qua lo riscrive ma solo perché è tenuto, infatti è giusto questo, fai quello di questo. Molto dolce, mi va bene, sappi che comunque adesso era ritmico, però non so, io lo penso comunque severo come l'inizio, un po' lo allaghi, sappi che si può fare, scusa. In ogni caso questi tu li leghi, si possono fare anche separati, per fare proprio la differenza che qua è piano, poi è fortepiano. E qua cambia tutto. Molto difficile, però bisogna cambiare carattere per questo. Le note sono esattamente le stesse, però devi cantarle. Questo dopo, sì, ascoltalo di più, non c'è niente da fare di particolare, solo che tu prima di tutto lo devi sentire.